Rinascita e resilienza attraverso la fede. La 15ª edizione del Giugno Antoniano, la rassegna in onore di Sant'Antonio da Padova, vedrà rientrare in Basilica la reliquia dell'avambraccio del santo per la prima volta dal 1652, quando venne donata ai veneziani che da allora la custodiscono nella chiesa della Madonna della Salute. Verrà riportata a Padova il 13 giugno mattina per essere riportata via acqua, quindi sulle vie un po' dei canali padovani e veneziani, e essere riportata a Venezia il 20 giugno pomeriggio. Il 13 giugno la reliquia arriverà a Padova via terra, passando per 3 luoghi simbolici: l'ospedale dell'Angelo di Mestre, la chiesa di Sant'Antonio a Marghera e il Covid Hospital di Dolo. Sant'Antonio è dunque una figura alla quale spesso, in molti momenti della sua storia, Venezia ha cercato di rivolgersi insieme ai patroni principali per chiedere di rifondare continuamente la vita civile sulla fede. Anche quest'anno, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, non vi sarà la tradizionale processione, ma il santo benedirà ugualmente la città con una peregrinazione in luoghi appunto di resilienza. La statua raggiungerà in quel giorno i 2 palazzi, quindi i luoghi della reclusione, il carcere circondariale, i luoghi poi anche Camera di Commercio, quindi a indicare la presenza del santo presso il mondo del lavoro, oltre ai luoghi dell'amministrazione della città. Quindi sono tutti segni con cui il santo si farà vicino alla gente. I fedeli, per evitare assembramenti, non potranno seguire in corteo la statua, ma l'evento sarà seguito in diretta, così come tutti gli altri appuntamenti della giornata, da Rete Veneta, emittente del nostro network Media Nord-Est. Molti gli eventi in calendario per il Giugno Antoniano, con 2 appuntamenti di prestigio come il concerto del pianista Giovanni Allievi in Basilica l'11 giugno e la serata finale il 30 giugno con i solisti veneti. Parallelamente corre la solidarietà con i progetti della Caritas Antoniana. Quest'anno si prosegue con l'aiuto delle famiglie più bisognose e con un nuovo progetto internazionale. Abbiamo individuato un progetto in Burkina Faso dove vogliamo costruire un centro per i bambini di strada di una provincia, Koudougou, e questi bambini, queste bambine vivono proprio per la strada, vivono rifugiandosi nei ruderi, nelle macchine abbandonate, e attraverso la chiesa locale, il vescovo locale, vogliamo costruire per loro un piccolo villaggio